a questa terza sezione della mattina di giovedì. Everybody sit down, please. Kulħadd ipoġġi bil-qiegħda. Qed nagħmlu hawnhekk prattika ta' tliet lingwi bil-Malti, bil-Ingliż u bit-Taljan. Sto praticando le mie lingue, italiano, maltese e inglese. Alleluia. Anzi, non abbiamo spagnoli. Puedo practicar también en mi español. Francés. Habla, me gusta mucho. Casi todo, entiendo todo, pero no lo hablo mucho porque no lo practico bastante. me gusta mucho. I like it a lot actually. I like Spanish a lot, but I don't practice it. Anyway, so be careful. You can't speak against me, around me in Spanish, Italian, Maltese or English. I will understand all those languages. Ma tistax titkellem kontra tiegħi bil-Malti, bil-Spanjol, bil-Taljan, bil-Ingliż għax nifhmek xorta. Non potete parlare contro di me alla mia spalla in 4 lingue, altrimenti io vi capisco. Ok, hallelujah, gloria al Signore. This morning we have Evangelista Nausicaa della Valle. She's going to bring a teaching from the Word of God. I highly encourage you to listen carefully. Ascoltate bene l'insegnamento che il Signore porterà tramite la sua serva, Evangelista Nausicaa della Valle. Diamola un grande applauso e un bello... Vieni sorella. Come my dear sister. Vieni. Vabbè, questo lo mettiamo là sopra per stasera. Ok. Che dici? Sì. Voi avete visto che ci sono i libri? Chi parla italiano? Vabbè, voi l'avete presi? Già detto? Questi sono importanti, sapete? Io li lascio sopra, Li lascio per stasera? Sì, vabbè. Mettiamo qua. Caffè. Oh, grazie. Non ho mai preso... Mazza così, davanti a voi. Va bene. Ok, scusate. Siamo in live. Qui è registrato anche questo? Sì, qui siamo proprio... Se può di niente proprio. Il bello della diretta. Allora, siete pronti? Lesti? Dal-għoddu għal-kelma? Ieri abbiamo parlato del perdono. Il-bira ħana tkellimna fuq il-maħfra. E per mio grande dispiacere U b'dispjaċir ngħid ho scoperto che nonostante aver predicato e insegnato sul perdono, id-dispjaċir ngħid li minkejja li tkellimt u pritkajt fuq il-maħfra, tutti quelli che sono venuti davanti non perdonavano. kważi daw kollha li ġew qudiemi kellhom il-problema ta' nuqqas ta' maħfra. E nonostante l'insegnamento ancora non perdonavano. Minkejja li tkellimna fuq hekk xorta baqgħu ma ħafrux. Quindi la domanda che vi faccio oggi: avete intenzione di ricevere e di mettere in pratica quello che viene rilasciato? Għalhekk id-domanda li se nsaqsikom dal-għodu huwa għandkom intenzjoni li tirċievu veru mingħand il-mulej? Oppure dici vabbè, andiamo in chiesa stamattina, non abbiamo niente da fare, Jew andiamo a inkella sentire ħammorru qualcosa. l-knisja x'm'għandniex nagħmlu dal-għodu. Il male lo fate a voi, lo sapete? Intom stess dbatu jekk tagħmlu hekk. Perché chi pratica la parola di Dio, la mette in pratica, Għaliex min verament il-poġġi l-kelma talla fil-prattika è potente, hija xi ħaġa qawwija è in pace, u jkun anke f'paċi è nella gioia, u jkollu anke l-ferħ tal-mulej si dichiara prosperità, u anke jkollu a l-prosperità. favore e grazia da parte U di jkollu Dio, l-favur u l-grazzja quddiem Alla guarisce u anke jkollu ed è l-fejqan libero. u jkun liberu. Chi non la pratica U min da ma jippratikax è oppresso, huwa oppress, è malato, huwa ma è jiflaħx sempre arrabbiato, u dejjem irrabjat parla male, u jitkellem ħażin fuq l-oħrajn, si lamenta di ogni cosa dejjem igerger fuq kollox e non riceve nulla. u ma jirċivi xejn. In quale categoria volete far parte? Fuq liema parti tridu tkunu n-naħa tal-mulej u n-naħa l-oħra? Sembra scontata, ma la domanda è: in quale categoria fate parte ora? Issa rrid tagħmilkom din domanda, saqsu lilkom infuskom liema parti intom qegħdin fiha. Silenzio. Parla Agnese. Parla, che hai detto?
stanno al centro, devono prendere una decisione. Qegħdin fin-nofs għadkom tidu tieħdu deċiżjoni, lem jew law. Allora, questa mattina l'insegnamento è ovviamente com'è questa conferenza, come si chiama? X'isima dil-konferenza? Faith Explosion. Fede Fede esplosiva. esplosiva. Ma prima di farla esplodere la fede dobbiamo avere fede, Imma qabel ma tesplodi il-vidi, irid ikollok il-vidi. perché se no tiriamo soltanto Għax- palloncini per aria. Jekk le nkunu qed nitfgħu biss blalen. Ebrei 11:6, scrivetevi questi Mela passi. daw, iktbuhom ħammurjina wkoll fil-Lut. Dice Ebrej 11. Ebrei 11:6. Mela Lut qed nitkellmu 11:6. Dice or, sapete che vuol dire or? Ma non è or. Come inizia da te? Or. Minajr il-fidi jew miktub hawnhekk. No, la prima parola Minajr. vuol dire ora. Non vuol dire perché non è no. la stessa esattamente. Ma la traduzione or la fede vuol dire ora la fede, ora. Issa l-fidi. Ora la fede. Issa l-fidi. No domani. Mhux għada. Oggi, ora, in Illum, questo è issa. dell'ora. Quindi or senza fede Minajr fidi è impossibile piacergli, cioè è impossibile piacere a Dio. ma jistax ikun li wieħed joġob lill-Alla. Poiché chi si accosta a Dio Għax kull min jersaq lejn Alla deve credere che Egli è jeħtieġlu jemmen li Alla jeżisti u li hu e che è il ricompensatore jagħti il-ħlas di tutti coloro che lo cercano. xira lil dawk li jfittxuh. Quindi cosa sta dicendo? Allura x'qiegħed jgħid? Che se tu credi Qed jgħid li jekk inti temmen in quello che nelle promesse di Dio, f'dawk il-wedijiet tal-mulej, sapete che nella Bibbia ci sono 3753 promesse di tafu li Dio. l-kelma tal-la turajna li hemm fuq 3000 wedijiet tal-mulej mhux ċajta. Se tu credi che Dio è fedele, Jekk intom temnu li l-mulej huwa fidil, se tu credi che tutte quelle promesse sono per te, jekk inti temmen li dawk il-wedijiet kollha huma għalik, se tu credi che quello che chiedi, ovviamente in accordo, jekk inti temmen li dak kollu li inti saqsi skont il-kelma tal-la, in accordo con la volontà di Dio, ġadet, avverrà nella tua vita, jiġri fil-ħajja tiegħek. Dio ti ricompensa. Mbagħad il-mulej jirkompensak. Tu vivi nella pace. Inti tgħix fil-paċi. Anche se la circostanza in quel momento ti dice altro, iċ-ċirkostanza f'dak il-mument tgħidlek mod ieħor, tu non devi guardare la circostanza, inti ma tridx ħares iċ-ċirkostanza, non devi basare la tua vita su ciò che avviene attorno a te, ma tridx tibbaża l-ħajja tiegħek fuq dak li qed jiġri madwarek, ma devi credere imma trid temmen in quello che Dio ti ha promesso, fuq dak li l-mulej wedek. in quello che Cristo ha compiuto. Dak li l-mulej diġà għamel fuq is-salib. Ora vi faccio una domanda. Għalhekk ħanamilkom domanda dal-għodu. Chi è giusto qui? Min hu għandu l-ġustizzja fi Kristu? Piano piano stanno così. Stanno. Min hu ġust fi Kristu? Come vedi che Hawn min sta għadu di? daqsxejn Sei giusto non perché sei bravo, ġustu ma jfissirx li inti bravu, Giusto è colui che ha ricevuto Gesù imma li inti tkun ġust tfisser li huwa come dak li Signore e rċieva Ġesu, Salvatore, è nato di nuovo, li huwa mwieled mill-ġdid, perché Gesù l'ha giustificato. għaliex Ġesu iġġustifikah. Gli ha fatto giustizia, ci ha fatto giustizia. Ġa għamel għal-ġustizzja lina, Quindi siamo giusti davanti a Dio għalhekk aħna ġusti quddiem Alla, perché Gesù ci ha fatto giustizia. għax Ġesu għamel ġustizzja. Ma la Bibbia dice Imma l-Bibja tajt che il giusto li dak li hu ġust fi Kristu non vive per quello che vede, ma jgħix b'dak li jara, ma per quello che crede. imma b'dak li hu jemmen. Ora la domanda è: a cosa credi tu? Għalhekk id-domanda hija inti x'temmen. Ieri dicevamo della malattia. Il-bieraħ tkellimna fuq il-mart u għadna li jekk int Se tu credi temmen quello che ti viene detto, in questo caso dai medici, dak li it-tobba f'dan il-każ hekk jgħidulek,
che benediciamo i medici Aħna nberkuhom it-tobba perché fanno il loro lavoro. għax qed jagħmlu x-xogħol tagħhom. Ma noi Imma aħna non viviamo per quello che vediamo, ma ngħixux b'dak li naraw, ma per quello che crediamo. imma b'dak li aħna nemnu. Ora, Gesù dice: per le mie lividure voi siete stati guariti. Il-mulej jgħidlek li bil-swat tiegħi intom infejqa. Il medico ti dice invece dalla radiografia tu sei malato. Imma it-tabib jgħidlek bil-kontra li inti ma tiflaħx. Ora o ti accordi con la parola di Dio che dice Għalhekk che jew sei inti se guarito, taqbel mal-kelma talla li tgħidlek li inti infejja, o ti accordi con i medici, con i farmaci e dici che sei jew malato. kella ħataqbel mat-tobba li jgħidulek li inti marit. Quello che credi Dak li inti temmen avviene. jiġi. Quello che credi Dak li inti temmen vivi. tgħix. Ora, non Issa. non vi sto dicendo che se ora prendete farmaci Mhux qed ngħidilkom li jekk intom tieħdu xi pilloli, xi kura. all'improvviso buttate tutto. U qed ngħidilkom li jaqdu armuhom laqqas xejn. Assolutamente no, Mhux hekk. perché la fede è personale. Għaliex il-fidi hija xi ħaġa personali. La devi prima far crescere, Trid l-ewwel tħawwilha u tkabbara perché se non hai fede għax jekk m'għandekx fidi, basta un piccolo sintomo e vai in crisi. daqshekk ikollok sintomi wieħed tippanikja jkollok kriżi. Però, Imma? e ve lo dico per mia Qed esperienza, ngħidlek bl-esperjenza tiegħi, io sono 10 anni che non prendo un farmaco. jiena ili 10 snin li ma neħu xejn, l-ebda mediċina. In verità non ho neanche il medico. U laqqas il-tabib naturalment ma È jaf. vero, è vero, perché durante la pandemia, Għaliex waqt li kien hemm il-pandemija, no, che sto dicendo, prima della pandemia, xed ngħid, anzi qabel il-pandemija, mi sono fatta male alla caviglia kont qed inħossni verament ma niflaħx u kelli uġieħ anka fil-koppa e un dolore impressionante u kien uġieħ impressjonanti. e le sorelle della chiesa mi dicevano: U l-aħwa tal-Knisja qaluli sorella, ok, tu vivi per fede, però una Ok. radiografia vatela a fare, una Ma risonanza. all right li nifmak li inti tgħix bil-fidi ma l-menu hu MRI hu. Io ho chiamato il medico di famiglia. U jiena ċempilt Il mio il-tabib tal-familja Appena l'ho chiamato al cellulare, lui mi dice: u xin ċempiltlu mill-ewwel fuq il-mobile u qalli veramente sono in pensione da 2 anni. Għalli jina ili fil-pensjoni sentej. Io ho detto: dottore, se dovevi campare sulle spese mie. Allora ovvjament ma Avevi dix jara pulito. pazjenti. Ecco, e però mi ha detto: ho il sostituto. Pero alla li hemm xi ħadd li qed minn flok qed jara l-pazjenti. Il sostituto non l'ho chiamato. U jiena ma ċempiltlux il-da. Durante la pandemia l'ho chiamato, Imma waqt il-pandemija ċempiltlu. ma per una domanda. Ma ċempiltu biex insaqsih domanda. Siccome ero andata a Palermo in un ritiro a Partinico, Minħabba li jiena mort Palermo fejn kien hemm irtir Un ritiro di pastori. Kien irtir e tal-pastors. di 200 persone mezza sala ha preso il Covid. Kien hemm 200 persuna qudiem fis-sala u għadet il-COVID. Allora mi avevano avvisato che con quelli che avevo viaggiato avevano tutti il Covid. U jiena għattilhom għodu attenti għax mid-dera l daw kollha li vjaġġaw kellha kellhom il-COVID. Io non avevo sintomi, Jiena ma kellix sintomi, però per rispetto imma alla b'rispett Chiesa għall-oħrajn, għall-Knisja, ho fatto la quarantena. għat ġewwa kwarantina. Però ho chiamato sto medico per capire come mi dovevo comportare. Imma xorta ċempilt li dat tabib biex ngħidlu kif għandi naġixxi. Ora questo medico mi ha detto, dice: mia mamma e mia moglie ti vedeva a Quinta Colonna, un programma televisivo italiano. U dat tabib qalli li l-mara tiegħu tissegwiha ħafna fuq it-television E mi dice: sono contento, mi piacerebbe che tu fossi una mia paziente. u għallet neħu pjaċir li inti kieku tkun il-pazjenta tiegħi. Io ho detto: guarda che non mi vedi, eh? U jingħatlu inti mhux qed tarani u bħalissa. Però dice: vai all'ASL, vai a dare il mio nome. Pero u kompla miegħi u għalla Iva nista' narak u għati ismi bħala tabib tiegħek. Io dopo 3 mesi vado all'ASL Mbagħad wara 3 xhur mort ma e chiedo di questo medico. U saqsiet għal dan it-tabib partikolari E mi dicono: guarda che ha 15 persone più del u dovuto. notajt li kellu 15 il-pazjent qabli. E mi voleva dare un altro medico. U riduni narġa' mmur ħalli nara tabib ieħor. Allora l'ho chiamato al cellulare questo Għalhekk jiena medico
ċempiltlu li e gli ho detto tabib guarda che non c'è posto, mi vogliono dare un altro u medico. għatlu isma jridu tuni tabib ieħor għax m'għandekx post. E lui mi ha detto non ti preoccupare, appena muore una vecchietta te metto. U għalla tinkwita xej, jiena ħansiblek post bi kelma waħda. Ancora non è morta perché sono senza medico, però mi ha detto puoi venire quando vuoi. U Ecco perché għalla non ho tista' il medico. tiġejja meta Ecco. trid. Non ho il medico. E grazie a Dio il medico più grande in assoluto, Amen, grazzi l-mulej għanna l-iktar tabib che è kbir Cristo e li huwa che è il nostro Kristu papà. li huwa l-papa tagħna. E vivo per fede U veramente. ngħid bil-fidi verament E ve lo dico, non prendo un farmaco perché dichiaro la parola di li Dio ad ogni laqqas qatt sintomo. ma ħadd tikka mediċina għax dejjem nejma il-kelma talla. E devo dire che il Signore mi ha fatto crescere in quest'area U perché ho rrid messo in ngħidilkom li pratica. f'din l-isfera il-mulej għallimni kif nikber. Se avevo mal di testa, impongo mani, Jekk ikolli uġieħ ta' ras naqbad idejja fuq e questo ve rasi lo dico per mettere in pratica. u dat ngħidilkom poġġih fil-prattika Sgridate questo dolore, comandate al dolore nikmandaw nel nome di Gesù dan Cristo l-uġieħ fisem Ġesu Kristu li di jitlaq lasciare il vostro corpo. li jitlaq minn ġismek Noi abbiamo autorità e dominio, għax aħna għandna ricordiamoci. l-awtorità u d-dominju fisem Ġesu Nel nome di Gesù Kristu Cristo, per il sangue di Gesù, permezz ta' dem ta' Kristu comandi che va via e ti prendi la guarigione, la u dichiari la inti guarigione. tiddikjara li inti mfejqa u tieħu il-fejqan tiegħek. Pum, e spariva il mal di testa. U daqshekk l-uġieħ ta' ras Mal di pancia. jisparixxi. Pum, uguale, e Daqshekk spariva il mal ikollok di xi pancia. kollok jitlaq u Wow, jisparixxi. facevo io. Spirito Santo, wow, mi Grazzi ricordo. Spiritu Santu, ngħid jiena kemm il-darba. E Wow, quindi grazzi. io a casa non ho un farmaco. Għalhekk id-dar m'għandix mediċina tajt Perché il piano B non esiste, għaliex m'hemmx pjan B. cioè deve funzionare appunto. Trid bil-fors tiffunzjona, bil-fors. Perché quando hai il farmaco, Għaliex meta inti għandek il-mediċini. ripeto, questo lo fa Nausica, non lo dovete fare voi. Se la fede non cresce, Li inti ħatamel hekk. ok? No, è importante perché sennò cominciano a Importanti, buttare e għax poi inkella no. ovvjament jaqbdu No, kulħadd lo dico jarmi perché il-mediċina. no, perché il piano B che succede? Se io X'jiġri ho fil-pjan B? Ġifieri meta jkollok che usate il-mediċina. voi? Tachipirina, che usate voi? Aspirina, cosa? C'è un mal di testa che ti prende aspirina, c'è la febbre che ti prende, insomma, l'aspirina, non lo so, no? Se tu sai che ce l'hai dentro casa, Jekk inti tkun taf li qiegħda d-dar tiegħek, il tuo pensiero già è là. l-ħsib tiegħek ġaqjat hemm biex tmur tieħu. Signore, io dichiaro la mia guarigione, sgrido questo dolore, Jiena niddikjara li jiena nfejqa u mbagħad. Ma la għandna testa sta f'moħħna là. il-kabort, quindi non è fede, għalhekk dik mhijiex fidi. perché ti dici dentro, se non funziona mi vado a prendere il farmaco. Għax ngħidu hija jekk ma taħdimx imbagħad immur nieħu Panadol. Quella non è fede, Dik mhijiex fidi. ma è fede nel farmaco. Imma hija fidi fl-oġġett li inti tieħu. Perché tu prima di prendere il farmaco Għaliex inti qabel ma tixtri il-mediċina. sei certo che ti guarisce. tkun ċert li inti ser qabel ma tieħu l-mediċina Che tkun quel ċert mal li di inti lesta. esatto, che quel mal di testa va via. Inti tkun ċert li dak il-luġeħ ta' rassa jitlaq. La stessa fede va applicata alla parola di Dio. L-istess fidi jridu napplikaw għal kelma talla. Perché il Signore dice, Għax il-mulej jgħid, quando pregate, meta intom titolbu, credete di averlo ricevuto emmnu li intom rċevejtu e lo u ricevete. tirċivuh. Capite la Tifhmu, differenza di quando uno differenza prega? Meta wieħed jitlob. Ecco perché in Filippesi 4, che dopo lo andiamo a vedere, dice fare qualsiasi richiesta, Għalhekk fil-Filippin il-mulej jgħidilna intom saqsu kull ma tridu preghiera, supplica con ringraziamento. jitolbu b'ringrazzjament minn qabel. Perché devi ringraziare prima? Għalfejn rridu nirringrazzjaw qabel Il ringraziamento è fede. għax l-ringrazzjament huwa fidi. Io non lo vedo, Jiena ma narax. ma lo credo, imma nemnu. perché l'hai già compiuto Għaliex u diġà għamil e kollox ti għalija. ringrazio, Padre, U nirringrazzjak mulej perché għax inti è già mio. għatli li ġa huwa tiegħi. Capiamo che la preghiera è sbagliata quando dici Signore guariscimi Nafu li il-talba hija diġà żbaljata meta ngħidu mulej fejjaqni. e nella tua testa Dio speriamo che succede, speriamo che mi nibdew ascolta. nisperaw li naraw il-differenza.
La speranza non muove la mano di Dio, Li inti kollok speranza ma jfissirx li inti għandek ma è la il-fidi. certezza. Imma hija ċertezza, Infatti, infatti, la Bibbia dice Bibbia tajt. a Ebrei 11:1 mi pare, 11:1. Che cos'è la Hebrews fede? 11:1 11:1 La fede Dice- è il pedimento, no? La fede Il-fidi è certezza hija ċertezza di cose che si sperano ta' edha eżatti hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw, e dimostrazione di realtà che non si vedono. hija il-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. Cosa significa? Xi fisser? Io spero Jien nispera nella guarigione, li jien infejqa. ma Gesù dice Imma Ġesu jgħid che per le sue lividure sono stato guarito. li permess tal-ġrieħi tiegħu aħna infejqa. Certezza. Ċertezza. Quella Dik certezza iċ-ċertezza dimostrerà, turi perché dice dimostrazione di cose che non si vedono, għaliex tajdinna l-kelma li turi affarijiet li Di- ma narawx. dimostrerà ciò che non vedo ora, Turi dak li jien ma narax, ma so che esiste imma naf li teżisti perché è stato compiuto. għaliex ġa lest fuq is-salib. Certezza. Ċertezza. È stato compiuto. Gesù l'ha Lesta, detto, io lo Ġesu credo ġamela, e jiena lo Spirito Santo nemnu lo u nieħdu. manifesta. Amen. U nara. Quando c'è il dubbio, Meta hemm id-dubju non succede nulla. ma jiġri xejn. Ora, Issa. la Bibbia è la risposta a tutti i problemi. Il-Bibja hija risposta għal problemi kollha. Lo sapete? Tafu? È la risposta a Hija tutti i risposta għal problemi. problemi kollha. E per ogni problema Dio ti dà la soluzione. U għal kull problema il-mulej jagħtik soluzzjoni. La soluzione qual è? La chiave? Is-soluzzjoni hija ċavetta, La fede. fidi. La fede. Fidi. La fede, solo quella muove Daqshekk le biss. montagne. Allora, Il-fidi biss li ċaqlaq il-montanji. leggiamo Filippesi 4, Mela morru Filippin. dal 4 al 9. Erba, mill-erba il-qoddim. Dal 4 al 9. Qui Paolo è in carcere, quindi Hawnhekk. è in un luogo di disperazione, non è che Hawnhekk sta in Pawlu vacanza. qiegħed l-isptar u qiegħed f'disperazzjoni. Mela Filippesi Filippesi 4, erba dal 4 al 9. minn erba għal disa. Ok. Poi leggerla Vai, Serena. vai. Leggi, Sì. leggi direttamente. Sì. Il-ħleq il-formu x'qed naraħ bin-nuċċali. 3 qed naraħ, il-5 qed naraħ u l-formu x'qed jidher imkien. Leggila sorella perché la versione maltese non è esattamente come quella. dammi un Leggila. attimo. Ammazza. Oh. Ma è scritta piccolissima. No, gli occhiali dai occhiali tu. Anara li ma Va ħataqra. bene. Allora aspetta. Rallegratevi del continuo nel Signore. Ifirħu dejjem fil-mulej. Qasem number 4 fil-Bibja non c'è scritto 4. Ma l'ho C'è visto. 4. Ma che Bibbia è? La Bibbia maltese. Perciò che non si rallegrano. Non c'è scritto. Mux tab xej ma jifirħux, ifirħu dejjem fil-mulej, naġġa ngħidilkom ifirħu. Cioè, la parte più bella L'ho vista. l'hanno levata. No. Ascoltate. Isimawni. Filippesi 4:4, cambiate Bibbia. Bidlu l-Bibja. Rallegratevi del continuo nel Ifirħu Signore. dejjem fil-mulej. Ripeto, dice l'Apostolo Paolo. U l-Apostlu Pawlu jarġa jirrepeti. Rallegratevi. Ifirħu. Uno dice, ma come? Cioè, ho perso il Imma xi ħadd lavoro. jgħid kif nista' C'ho avuto una nifraħ jekk jiena tifti x-xogħol. disgrazia. Sto Jew- male, di che jew mi devo tinħossni rallegrare? ħażin. Di che mi devo rallegrare? Għal xi xirrit nifraħ. La vostra mansuetudine. Ħankompli, nispera. È arrivato? 5, questa il-ħlewa tagħkom Sia nota a tutti gli uomini. ħajkunu jafu għal-bnedmin kollha. Il Signore è vicino. Il-mulej orob Non siate in ansietà per cosa alcuna. tħabtu raskom xejn. Sapete, l'ansia, Tafu li l-ansjetà se sei ansioso, si mette kinti tra għandek te e Dio. ansjetà, iġalek tħossok, Si mette tra te e Dio. hija xi ħaġa li tibblokka lilek malla. Dice non siate in ansietà per cosa alcuna, ma adesso la leggo tutto il 6. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Quello che avevamo detto prima. Sitta, tħabtu raskom f'xejn, fit-talb kollu tagħkom itolbu rur l-Alla xi kolkom bżonn użu ħajr.
E la pace di Dio, U slim talla, che sorpassa ogni intelligenza, slim li għaddi ma kull ma l-moħ jista' jifhem, custodirà i vostri cuori iżommilkom qalbkom e le vostre menti u moħħkom in Cristo Gesù. sħaħ fi Kristu Ġesu. Allora, che cosa significa? Allora da xi fisser? Dice la pace di Dio che sorpassa i vostri cuori. Mela hawnhekk jgħidilna il-paċi ta' Alla li supera kull ħaġa f'qalbna. Dio ogni cosa che fa Il-mulej kull la ħaġa fa li da jagħmel, dentro jagħmilha minn verso il ġewwa fuori. għal barra. Gesù è il principe della pace Ġesu huwa il-prinċep tal-paċi. e la pace vive dentro di te. U il-paċi jgħix ġo fik. La gioia vive dentro di te Il-ferħ tgħix ġo fik. perché la gioia Għaliex- del Signore è għaliex la nostra il-ferħ forza. tal-mulej hija l-forza tagħna. Ok? Quindi Dio fa ogni cosa da dentro verso il fuori. Għalhekk il-mulej kif għattilkom jagħmel affarijiet minn ġewwa għal barra. E questo ce l'ha dimostrato anche Gesù quando era sulla barca, U dan urienna ħafna l-mulej meta kien qiegħed fuq che mentre id-dajsa c'era la li tempesta, meta kien hemm it-tempesta lui dormiva, u raqat riposava, u beda jistrieħ. perché aveva una relazione continua con il Għaliex kellu Padre. relazzjoni kontinwa mal-missier. Aveva fede U piena. kellu fidi Lui è la fede. kompleta. Għax Ge- u l-fidi. Gesù è la fede Ġesu u l-fidi perfetta, dice la perfetta Bibbia. tajt il-kelma. Ok? Amen. Quindi, quando tu la pace la prendi da fuori a dentro, Għalhekk meta inti l-paċi toħodha minn barra għal ġewwa, tu magari puoi fare, oggi come ti senti adesso? per eżempju kif qed tħossok bħalissa? Ce l'hai pace in questo Għandek momento? paċi bħalissa f'dal moment? Ora, se vi arriva una telefonata di una disgrazia, con qualche problema e vi stanno chiamando Xi urgentemente, telefonata ta' xi ħadd li kellu aċċident jew hekk inċident, ma naħsibx li tibqa' Come tranquilla. reagite? Kif taġixxi? oddio, 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 boom, scappi, titlaq il-barra cominci il caos u jibda l-kaos e quella pace la u perdi. dik il-paċi titlifa. Perché la pace che Għaliex stai attingendo di fuori. Il-paċi li inti qed takkwista hija minn barra. Ma se tu hai una relazione con il Signore quotidiana, Imma jekk inti għandek relazzjoni mal-mulej ta' kuljum, quella pace dimora in te costantemente. dik il-paċi tidher fik kontinwament. Quindi anche se ti arriva la telefonata, Għalhekk jekk ikollok telefonata la prima cosa che fai qual è? ħażina, l-ewwel ħaġa li tagħmel x'inhi? Ora vediamo. Ħanaraw. Che fai? X'tagħmel? Già è tanto che sei rivolta al Signore. Tajjeb, għajni. Chi? FPIS che Give me peace, dammi pace. Dammi Dammi pace, Gesù. Vedi, dammi pace. E come il Signore dice, io già sto dentro di te, sono il principe della pace. Il-mulej ġa hija ġo No, fik u in, jtik il-paċi in quel m'għandekx xejn momento, staqsih in quel għall-paċi. momento sarebbe da dire, ok, Signore, tu sei la mia giustizia. Għajdu mulej, inti ġustizzja tiegħi. Tu sei la soluzione di ogni problema perché hai già vinto. Inti soluzzjoni ta' kull problema għax diġà irbaħt. Ogni cosa è possibile a chi crede. U kull ħaġa hija possibbli għal dawk li hemm. Tu sei il vincitore. Inti rebbieħ. Io vinco in ogni area della mia vita perché tu vivi in me. Jiena nirbaħ minħabba li inti tgħix ġa fija. Questa situazione che mi è appena capitata, Dis sitwazzjoni li għadha kif ġratli, te la consegno. jiena ntijilek. Intervieni. Intervjeni inti Io dichiaro vittoria u jiena niddikjara vittorja. sin da subito Mill-ewwel e sto nella tua pace. tkun fil-paċi. Perché noi viviamo in Cristo in una posizione di vittoria. Għaliex aħna ngħixu fi Kristu f'pożizzjoni ta' vittorja. Perché tutto è stato compiuto. Għaliex kollox lest. E quando tutto è stato compiuto, U meta nulla kollox più ikun lest m'hemm xejn iżjed si deve compiere. li hemm bżonn ta' kwista. Quindi se Dio ti dice, credi di averlo già ricevuto, Jekk il-mulej jgħidlek emmen li inti diġà rbaħt, tutto è stato u compiuto, ċivejt u kollox lest u fis-salib, andiamo e għalhekk risolviamo il problema. U nsolvu l-problema. La pace di Dio che è dentro di Paċi noi ta' Alla ġofina e che è quella che fa la differenza con la pace del u dak mondo. li jagħmel id-differenza kollha. Ecco perché chi vive Għalhekk dawk li Nella jgħixu pace di Dio fil-paċi tal-mulej
La gente fuori dice: ma come mai sta succedendo tutto questo? Ti vedo così calma. In-nies ta' barra jgħidu kif inti qed nara dat taħwit kollu u qed narak daqshekk kalma. Se invece come figlia di Dio ti vedono agitata, Jekk bħala tifla tal-mulej jarawk eċitata, qual è la testimonianza che diamo? x'testimonjanza turi? Ricordiamoci sempre che noi siamo ambasciatori di Cristo Ejja niftakru li aħna ambasċaturi ta' Kristu. e veniamo da un'ambasciata che è il regno. U niġu minn ambasċata li wassaltna. Noi dipendiamo dal regno Aħna ġejjin renju. e dobbiamo portare il regno su questa U terra. rridu nġibu s-saltna talla f'din la. Il regno dei cieli si manifesta attraverso i figli di Dio. Il-renju tas-sema jrid jidher fit-tfal tal-mulej. Quando dici Padre nostro venga il tuo U regno meta aħna ngħidu fil-missierna e mulej sia fatta la tua volontà in terra, ġib is-saltna tiegħek hawnhekk u Come għamel fatta li dak in kollu li cielo, inti tixtieq fil-ħajja tiegħek isir hawnhekk dipende da fid-dinja, noi. Jiddependi minna. Se noi Meta facciamo la nitolbu volontà nagħmluha di f'realtà. Dio, se noi facciamo la volontà di Dio, Jekk aħna nagħmlu l-volontà talla, il regno vive su questa terra. is-saltna tgħix f'dil art. Quando Gesù faceva miracoli, segni e prodigi, U meta Ġesu kien jagħmel mirakli, sinjali u leġubijiet, e i religiosi gli dicevano che liberava per opera di Belzebù, u l-reliġjożi kienu jgħidu li dan qed jagħmel dan ix-xogħol kollu minħabba x-xitan, sapete chi è Belzebù? tafu minnu Belzebù? Padre dei X-xitan, demoni. dak insomma. Ok. ovvjament. Quindi Satana. accusavano Gesù di liberare per opera del diavolo. Għalhekk kienu jakkużaw il-Ġesu li hu kien qed jillibera minħabba x-xitan. Gesù dice: può Satana andare contro se stesso? Ġesu għajedilhom jista' saltna tmur kontra tagħha nnifisha? Può un regno andare contro se stesso? Non dura niente. Ġatta. Non ho capito? No, già l'ho detta. Ah, mazza, dai. Rapid. Quindi Gesù dice, vuol Għalhekk Ġesu dire jgħid jiġifieri che il regno di Dio, il regno dei cieli è in mezzo a voi. li s-saltna talla qiegħda f'nofskom. Quando noi ci muoviamo Meta aħna nimxu portando la verità del Vangelo biex naddu l-Evanġelu li con dinja franchezza, b'konfidenza, con amore, bimħabba, senza giudicare, mingħajr ma niġġudikaw, senza dare pesi alla gente, mingħajr ma noqogħdu npuntaw subajna e lejn ci nies. muoviamo con segni, miracoli e U aħna prodigi, jaraw fina is-sinjali, l-leġubijiet u l-mirakli. portiamo il regno di Dio su Aħna questa nkunu terra. qegħdin naddu s-saltna talla f'din id-dinja. Ed ecco perché il mondo poi è attratto da questo U għalhekk e viene id-dinja da solo meta in jara chiesa. dal-affarijiet ħossa attirata lejna u tiġi lejna Alla. E io lo sto vedendo con tutte le missioni dove sto andando, U lina dawn qed narah f'kull post li jiena mur che è pieno in ogni parte dove vado, li huwa mimli f'kull parti li jiena mur perché vengono, in verità vengono per chiedere il miracolo. nies li jkunu jiġu u jridu l-miraklu. Poi dopo li porti a Cristo U mbagħad wara inti taddihom man Ġesu. e cominci a aiutarli a rinnovare la mente con la parola di U Dio. tibda tgħinhom inti pass pass biex huma jifmu l-kelma talla. Perché il lavoro non si ferma lì solamente a far fare la preghiera della salvezza, Għax aħna ma nistgħux nieqfu sempliċiment li ngħidu t-talba ta' salvazzjoni magħhom u daqshekk. ma è importante discepolare Ma le importanti li anime. niddixxiplinawhom fil-mulej. È importante che rinnovi la mente. Importanti li huma jkollhom il-menti tagħhom, il-ħsibiet tagħhom imġedda. È importante che quella misura di fede che il Signore già ti ha dato Importanti li dik il-measure of faith li l-mulej diġà tak cresca e si infuochi, tikber u ssir nar. come è il titolo della conferenza. Kif inhu t-titlu tal-konferenza? Si infuochi, Nar. che qualsiasi Li circostanza, kull anche la più brutta, tu ċirkostanza, anke kull sai ċirkostanza kera li inti taf biha, che il Signore è con te, il-mulej qiegħed miegħek. che Dio è con te, Li l-mulej qiegħed miegħek. che non ti molla, che non ti lascia, che non Li ti qatt ma abbandona jħallik jew jabbandonak. e che Dio è la risoluzione di ogni problema. Li hu is-soluzzjoni ta' kull problema. Mentre stavamo venendo con il pastore Nicola ricordavamo Abramo, Meta kont qed nitkellem mal-Pastor Nikola hawnhekk konna qed nitkellmu fuq Abram il padre della fede, li huwa l-missier il-fidi. che nonostante Dio gli ha detto di sacrificare il suo Li primogenito, minkejja li qallu biex jissagrifika cioè l-ewwel il wild figlio tiegħu, della promessa, dak ovvjament huwa il-wild tal-weda, concepito e partorito da Sara, concepito con Sara e li partorito kien da Sara, ġej miż-żwieġ tiegħu ma' Sara, con la promessa, vedete, lui gli ha detto, lui sarà la tua progenie, no?
ce ne U sarà kien tantissima. qallu li dan se jkollok ħafna wlied, Avrai eccetera. tanta progenie come la sabbia. U se jkollok ħafna wlied daqs kemm hemm ramel. Però gli ha detto di sacrificare. Però qallu biex jiġri jekk Isacco. inti tissagrifika lit-tifel Isaac. Mamma mia. E in quel momento l'ha fatta, ha obbedito. U f'dak il-moment obda. Chi è padre, papà qua? Minu papa Alza la hawnhekk? mano. Ecco, se Dio vi chiedesse di sacrificare vostro figlio, Jekk il-mulej jisaqsi biex nissagrifika Eh, xi wieħed mit-tfal tiegħi, faresti la stessa cosa che ha fatto tagħmlu Abramo? l-istess ħaġa. Prepari la legna. No, capito? Cioè capiamo Mi guarda così. quanto, cioè sì, Mi sta guardando così. Chi ti Michele? sta guardando? Non ti preoccupare, Così, stai tranquillo. Per vedere che cosa sto per dire. E taħarix Sì. li kara xanajt. Dici il problema non sono i mariti, sono le mogli. No, ma anche il papà. Tu prova a immaginare una richiesta del genere. Timmaġina papajiet il-mulej jagħmellek din id-domanda. Prendi tuo figlio e prepari la legna U bda aħra ek l-injam biex tissagrifika. e per ubbidienza a Dio prendi il U pugnale. bl-obbedjenza taqbad li għandek taqbad biex toqtlu. Mamma Figlio, mia. il primo con Dana- Sara sua moglie. Perché L-unika l'altro... wieħed li kellu mal-mara tiegħu. Ma lui era convinto Immu kien konvint. che sicuramente, magari ipotizziamo, che Qed nagħmlu ipotezi. Dio l'avrebbe din. resuscitato. Kien ċert li ju se jqajmu, il-mulej se jqajmu mill-mewt wara Perché lui non ha guardato la circostanza, Għaxu ma rax iċ-ċirkostanza, ma la promessa. imma ra il-weda. Attraverso tuo figlio ci sarà una progenie come la sabbia. tat-tifel tiegħek se jkollok ħafna wlied daqs kemm hemm ramel. E nel momento che ha fatto così, U l-moment li huwa għamel hekk, Dio ha detto: Abramo. Ġesu Abram. il-mulej qal, Abram, Sta mamma che sistema. Abram għallu, Perché? Abbassa la mano, dice, gli ha detto, abbassa il pugnale. La mano. il-mulej għallu le, neħi dek. Ma Dio secondo Baxxija. voi non sapeva che Abramo era fedele? Intom kontu tafu li Abram kien fidil, u Alla kien jaf li Abram fidil. Ma queste prove servono a noi. U dawn il-provi huma lina wkoll, mhux għal Abram biss. E lì era già pronto U hemmhekk kien diġà lest l'agnello il-ħaruf da poter biex mettere in kun sacrificio. jista' jagħmlu sagrifiċċju flok it-tifel. Dio aveva già la soluzione. Il-mulej kellu diġà Tante soluzzjoni. volte arrivano le prove, spesso e volentieri, Ħafna drabi jiġu l-provi fil-ħajja tagħna e Dio le permette u il-mulej permettihom per formare il nostro carattere, biex jifforma l-karattru, per fortificarci nella fede biex inkunu nistgħu nkunu qawwija fil-fidi. e per credere al 100% nella sua U fiducia e biex aħna fedeltà, nkunu nistgħu nemnu 100% fih. che poi va a finire che è uguale a quello che avevamo detto prima, nel senso, questo è il risultato, ecco la traduzione migliore, Rittajt dan huwa r-riżultat del vivo non per quello che vedo, Dal ma per fat quello li- che credo. aħna ngħixu mhux b'dak li naraw imma b'dak li ma narawx. Certo, tu dici, mamma mia, però ci sono delle prove che no. Imma kif qed taraw hemm ċerti provi, Però vera se tu hai- testijiet li huma verament ibsin. Se tu hai una relazione costante con Dio U jekk inti għandek relazzjoni kontinua u tajba b'saħħitha e mal-mulej, veramente vuoi fare la volontà u sua, veru trid tagħmel dak li jrid Alla. Dio non ti metterà mai in una condizione di sofferenza Għalhekk il-mulej ma jpoġġik qatt f'pożizzjoni ta' perché sofferenza. non è stato fedele, Għaliex hu mhux fidil. ma ti dà la vittoria Imma in jtik ogni ir-rebħa area, sempre. Dejjem. Ma sta a noi crederlo, Imma trid temnu. sta a noi crederlo. Jiddependi minna biex nemnu. Leggiamo qualche altro passo. Leggiamo qualche altro Se verso naqraw bibli- x'imkien ieħor. Allora, Giovanni 16:33. Morru Giovanni 16 16:33. 33. Il Signore dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
biex nara. Avete capito? Jiena rbaħt id-dinja 31, 30. Mamma mia, Giovanni kien murrida. 16:33. Dawn il-ħwejjeġ dawn il-ħwejjeġ qedtilkom ħalli bija jkollkom islim. Fid-dinja dbatu jkollkom iżda għamlu l-qalb jien irbaħt id-dinja. Chi è l'autore della tribolazione? Minnu l-awtur ta' tribolazzjoni? Gesù, l'autore della tribolazione. Nde. E se Gesù è l'autore della tribolazione, siamo l-awtur ta' inguagliati. tribolazzjoni x'qegħdin nagħmluha. Però vabbè, chi è l'autore della tribolazione? Minnu l-awtur ta' tribolazzjoni? Non abbiate timore, stiamo qui fra di noi. Ix-xitan, qegħdin hawn bejnietna. E sbagliando si impara, si Ma dice. Quindi importax non jekk tiżbaljaw abbiate... mill-żbal È wieħed stato jitgħallem. coraggioso lui, da lì ci ha Coraggioso, permesso Sara. la correzione. Nasik. Assolutamente. Anzi, accetta correction. Chi ti riempie la mente di tante menzogne, di pensieri, di ansia, Biex inti moħħok ikun mimli ansjetà u ħafna gideb. di angoscia? Chi è? U dwejja xitan. Sempre lui. Dejjem hu Bene. il-gideb. Questi si chiamano dardi infuocati. Ek bil-Malti mawx. Ma Sejja, imma la parola di Dio dice il-kelma tajt che la li fede l-fidi spegne i dardi infuocati del nemico. titfi kull ħaġa li l-għadu jipprova jġib fil-ħajja tiegħek. Quindi tu hai bisogno di fede. Għalhekk għandek bżonn il-fidi. Anzi, noi abbiamo bisogno di Anzi, fede. aħna għandna bżonn il-fidi. Sempre. Dejjem. Sempre. Dejjem. Leggiamo primo Giovanni E jammorru l-ewwel Ġwanni 5:4. 5-4. Spera li naraħ b'dar ir-qiegħ. Next time nġib ieħor. L-ewwel Ġwanni. Siamo nei tempi? Dov'è l'orologio qua? A dove? Ah, No, adesso. a che ora deve terminare, Apostolo? Come a mezzogiorno? Ah, adesso, era già. Ok, abbiamo un quarto d'ora. Bene, andiamo d'ambressa, come si Mela, dice. primo Ambressa, Giovanni, Ale. Primo Giovanni 5:4. 5-4, sì. Lo leggo in italiano prima. Poiché tutto quello che è nato da Dio Għax kull min wilet min Alla vince il mondo. jeleb lid-dinja. E questa è la U vittoria din hija rebħa che ha vinto il mondo. fuq id-dinja. La vostra fede. Il-fidi tagħna. Ci crediamo? Nagħmluha. Amen. Amen. Facciamo Romani 10:17. Mela morru Romans 10-16. Romani 10-16. Mela. 10-17. Esatto, 17, dice Antonio. così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Mela, il-fidi tiġi minn dak li inti tisma' u dak li inti tisma' tiġi minn Kristu. Aħjar ngħidha mill-naqra. Ora- Ixir aqwis. Ora, la domanda è cosa che ascolti tu? Cos'è che ascolti Għalhekk tu? id-domanda hija daqshekk x'qed tisma'? Tu ascolti la parola di Dio tutti i giorni? Inti tisma' l-kelma talla kuljum, L'ascolti e la leggi, l'ascolti e la leggi? tismaħħa u taqra, tismaħħa u taqra. O ascolti il telegiornale e Jon tutto kella quello che dicono il mondo? Tisma' television u news u dak kollu li d-dinja tkun qed tajt. Oh, c'è la crisi. Oh, għaw kriżi fid-dinja. Oh, adesso arriva un'altra pandemia. Issa ġejja pandemija oħra. Oh, bisogna fare i vaccini della scimmia. Għandek bżonn li tieħu Ma pure l-injection scimmia. tal-monkeypox issa. Eh? No, non sto dichiarando niente. Ma io manco la vedo la televisione. Proprio perché sono menzogne. Il mondo è Daw governato kollha da Satana. Gideb mix-xitan. I media purtroppo sono in accordo col nuovo ordine mondiale. Sfortunatament il-medja qegħdin jaqblu max-xitan. Quanta paura c'è stato i 3 anni, 4 anni di pandemia. Tiftakru fit-3 snin ta' pandemija, 3 snin ilu kemm kellna biża kulħadd jibża. Se non ti vaccini non puoi andare a Jekk inti ma lavorare. tewx l-injection ara x'ħajġrilek. Se non ti vaccini non puoi viaggiare. Jekk inti ma tewx l-injection Almeno ma da noi in tistax Italia, non so tivvjaġġa. qua. Sì, Pure la qua? stessa cosa era. Se non c'hai il Green Pass Jekk rafforzato, pure m'għandekx il-Green rafforzato. Pass, inti ovvjament trid tarġa' tmur tagħmilha ħafnek. Non puoi prendere treni aerei. Ma tistax taqbad trains u laqqas ajruplani. Chi prendeva il Covid dritto in ospedale e tu, moglie, non puoi andare a trovare tuo marito. Mela, men kien ikollu l-Covid wieħed jieħdu mill-ewwel l-isptar u anka r-raġel tiegħek jew l-mara tiegħek qarib qaqqas biss tista' tmur taraħ.
e la moglie l'ha visto l'ultima volta quando è entrato, Mela, ratu biss per eżempju l-mara li r-raġel tagħha l-aħħar darba li perché jkun mar hanno fatto una l-isptar. strage. Io non so qui, però in Italia Ma nafx hawnhekk imma fl-Italja vige la Costituzione tajt il-Kostituzzjoni che dice che l'Italia è fondata sul lavoro, è una repubblica fondata sul lavoro. li l-Italja hija repubblika li hija ffundata fuq ix-xogħol. Ma è possibile che una nazione dove è fondata sul lavoro Ma huwa possibbli li nazzjon huwa fundat fuq ix-xogħol biss? ti devono minacciare di non farti lavorare se non ti vaccini? Hawnhekk x'qed jgħidulek illi qed jimmanipulawk ħalli jekk inti ma tieħux il-vaċin ma tistax taħdem. Dove c'è paura, U fejn terrore, hemm il-biża u t-terrur minacce u ħafna e manipulazzjonijiet, caos, kaos regna Satana. jirrenja x-xitan. Dio è ordine, Il-mulej huwa Alla tal-ordni. Dio è pace Il-mulej huwa paċi. e Dio vuole il meglio per U noi. l-mulej jrid l-aħjar għalina. Quindi dobbiamo imparare a discernere Għalhekk aħna rridu nitalmu biex niddixxernu cosa c'è dietro una situazione, chi c'è x'hemm wara dietro. kull sitwazzjoni. Min qiegħed hemm? Perché non so qua, ma in Italia Għax ma nafxaw imma l-Italja il 70% dei cristiani si è vaccinato 70% ta' Kristjani ħadu l-injection per la paura. minħabba l-biża. Io non mi sono vaccinata. Jiena ma ħadtix. Non prendo farmaci, mi vado a vaccinare. Laqqas nieħu l-pilloli Eh? Sono morti tanti, Uħud è vero, minnhom diġà bravo, mietu. è vero, sono morti tanti. E tante testimonianze u tant trajna testimonjanzi ta' nies li di anka gente mardu che wara ha l-injection. avuto forti conseguenze con i U vaccini, anka effetti ħafna collaterali. kellhom ħafna side effects tal-vaċin. Chi ha paralisi, chi ha sulla sedia a Min għandu rotelle, paralosi, min għandu chi ħaġa, ha min għandu disabilità, oħra. chi ha escoriazioni Disabilità, min anka sulla pelle. xi side effects fuq Dobbiamo il-ġilda. stare attenti. Irridu noqogħdu attenti. La sposa di Cristo, Għaliex il-Bride of Christ bl-Ingliż ngħidu. magari ne parlo stasera. La va. rusa ta' Kristu forsi Adesso mi sta nitkellem fuq hekk venendo. il-lejla. Amen. La sposa di Tiġini Cristo. bħalissa Ne parlo stasera. kelma Vai. għal-lejla, la Andiamo- sposa di andiamo avanti Kristu. con la fede, se La no qui. rusa tal-mulej ħalli ma niżvijax, ejja nkompli fuq il-fidi. Allora, Ebrei 12:2. Mela, Lut. Ebrei 12:2 dice: Jgħid, fissando lo sguardo su Gesù, li co- inti poġġi quindi, għajnek fuq quindi Ġesu, devi fissare lo sguardo su Gesù, Mhm. colui che crea la fede inżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu E la li rende minnu tibda u fih perfetta. tintem il-fidi tagħna. colui che crea la fede Dak e la li rende crea perfetta. Il-fidi Infatti abbiamo, jagħmilha perfetta. abbiamo visto che Pietro Għalhekk rajna llum illi anka Pietru è stato sulle acque kien fuq il-ilma quando ha detto a Gesù: Gesù, se sei tu chiamami. meta qallu l-Ġesu x'qallu? Ajatli. Gesù gli ha detto: vieni. Ġesu qallu ejja. Lo sguardo era dritto su Gesù, Pietru moħħu kien fuq Kristu. ma appena Imma waqt li tuoni e x'għamel? vento, Beda jħares lejn ir-riħ minflok lejn Ġesu. quindi le Għalhekk circostanze, ħares lejn iċ-ċirkostanzi. lui si è distratto dalle U circostanze id-distretta ruħu. e ha affondato. U x'għamel? Ereq, beda jereq. Signore, salvami! Signor, salvani. Gesù quando l'ha preso per U l'avambraccio Ġesu x'inqabdu hekk bideħ. gli ha detto: uomo di poca fede, Għallu int bniedem ta' ftit fidi. come farò con voi? Kif se nagħmel magħkom? Quando noi togliamo lo sguardo da U Gesù, meta aħna nneħħu għajnejna minn fuq Ġesu. e Gesù è la parola fatta carne, U Ġesu huwa il-kelma li saret bniedem. la Bibbia dice tutto è stato fatto in lui e in funzione di Il-Bibja lui. tajt li kollox sar fih u ġo fih. Lui stesso dice: io sono l'alfa e l'omega, Bħalma tajdinna li Alla huwa l-alfa u l-omega. il principio e la fine. Il-bidu u t-tmim. Se noi vediamo in Genesi, Għalhekk jekk aħna naraw fil-Ġenesi. quando Dio ha cominciato a creare tutto ciò che è, Meta Alla beda jikkrea dak li hemm, ha id-dinja, detto qal con la parola: bil-kelma sia la luce. dawl ikun. La luce non è il giorno che vediamo, Id-dawl mhux
ġurnata li aħna naraw. Perché se andiamo a vedere in Genesi, il quarto giorno ha diviso la notte dal giorno. Għaliex jekk naraw sew fil-Ġenesi naraw li kien ir-raba' jum li ħalaq il-jum u l-lejl. Ma la prima parola che ha Imma l-ewwel pronunciato kelma li ju pronunzja minn ħalqu è biex luce, jikkrea la kienet luce del mondo, dawl, Cristo, dawl Cristo. tad-dinja li hu nnifsu Kristu. La prima parola. L-ewwel kelma. Quindi Cristo è dalla prima parola all'ultima Għalhekk Kristu huwa dell'Apocalisse. mill-ewwel kelma sal-aħħar kelma. E perciò la parola fatta carne. U għalhekk il-kelma saret Ecco perché dice, come abbiamo Nidem. appena letto, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede u e la għalhekk rende għadda kif rajna perfetta. dil-aħħar skrittura li rajna. Ebrei 11:11 Mela, Lut 11 tajt dice per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. kienet ukoll il-fidi li bija Sara mara mdaħla fi żmien se titqal għax hija għarfet li l-kelma li kien għamilha kienet il-weda. Leggiamo secondo Corinzi, facciamo un po' di passi biblici. Secondo Corinzi 1:20. Mela, immorru it-tieni Korintin Secondo Corinzi 1:20, 20. che dice, poiché tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Mela, li għajdinna għax fih il-wedit ta' Alla kollha saru iva. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Lui U è għalhekk Gesù. li aħna permezz tiegħu ngħidu amen għall glorja talla. Leggiamo secondo Corinzi 4:13. Narġaw naqraw it-tieni Korintin 4:13. Dice, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della scrittura, ascoltate bene, ho creduto, perciò ho parlato. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuq u hemm miktub emment u għalhekk tkellimt. La Bibbia dice dall'abbondanza del cuore Il-Bibja tajt li mill-abbundanza tal-qalb parla la bocca. titkellem il-fom. Ascoltati, come parli? Cosa dici? Isma li lek innifsek. Kif titkellem? Dalla Dak li mattina tajt alla sera. Minn filgħodu għal flaxija, La nostra bocca parla di cosa è pieno il cuore. dak li tajt il-kelma jirrifletti kif in il-qalb. E lì ti rendi conto come stai. U hemmhekk inti tkun taf fejn inti. Se ti lamenti sempre, Jekk dejjem gerger, se sbuffi perché quello è la jekk joqtajtu fu jitlarek għal ħaġa għal oħra. e c'è la fila, c'è traffico, e c'è la fila al supermercato, e c'è la fila alla posta, Too much. eppure in farmacia c'è la fila. Anka Là meta è wieħed pieno. imur il-farmasi jkun hemm linja twila, kulħadd jistenna wara xulxin jibda taqbiżlek u jitlalek. Capiamo, guarda che importante è. Kemm Infatti, importanti ma nagħmlux hekk. diciamo, la realtà grida più forte, Mela li qed ngħidu huwa li r-realtà tajjeb ħafna iżjed qawwija, ma la verità imma il-verità cambia la realtà. tbiddel ir-realtà. Ma se la verità non la credi, Imma jekk inti ma temminix il-verità, non la parli. ma tajdix. E se non la U parli, jekk inti ma tajdix, non c'è cambiamento. m'hemm l-ebda bidla. Ok? Amen. Quanto è importante accordarci importanti li inti con la parola. taqbel mal-kelma talla. Vediamo un po'. C'è in Numeri 14:28 che il Signore dice, Numeri 14:28. Numbers Stiamo 14, terminando, 28. 5 minuti. Allora, dice, Dio dice a loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. Il Signore dice, 14:28. Asaw 28, mamma mia, jien smajt hawnhekk. Għajdilhom, daqs kemm jien ħaj l-oraklu tal-mulej namlilhom kif qedtilkom f'widnejja. Ok? Quindi sei tu che sposti la montagna. Għalhekk inti li ċċaqlaq Non il-montagna, Dio. Mhux Alla. Lui ha bisogno del tuo cuore. U għandu bżonn qalbek. Tu hai autorità e dominio, Inti sei tu għandek che sposti l-awtorità la u montagna. d-dominju biex iċċaqlaq il-montanja.
E la Bibbia dice dov'è il tuo U tesoro, l-Bibja tajt fej qiegħed it-teżor lì è il tuo tiegħek cuore. hemm qalbek. Ok? Ok. Andiamo alla conclusione. Matteo 21, Jina dew ma konx preparata. Dal l-jum, 21 al 22. Nkunu preparati, ġifieri għalhekk qed infittex issa. Matteo, Matthew 21, 21. 21, 22. Matthew. Gesù rispose loro, io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a quel monte, togliti di là e gettati del mare, sarebbe fatto. Weġibhom Ġesu, tassew ngħidilkom jekk ikolkom il-fidi u ma toqgħodux titħasbu mhux biss dak li ġara lil din is-siġra tagħmlu iżda wkoll jekk tajdu l din muntanja inqala u nxħeħet il-baħar hekk isir. E infatti dice, tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Fil-fatt vers 22 jgħid u kull ma titolbu ta' ilawh jekk ikolkom il-fidi. Quindi dice, dov'è la vostra fede? Għalhekk hawnhekk ħansaqsikom fejn hi l-fidi tagħkom Ed è lì che u hemmhekk fejn dobbiamo sempre ricordarci che irridu dejjem noi, niftakru li aħna nello Spirito, fl-ispirtu siamo seduti nei luoghi celesti aħna qegħdin bil-qiegħda ħdejn is-sema con Cristo mal-mulej alla destra del Padre. fin-naħa tal-lemil Cosa tal-Alla. significa questo? Xi jfisser dan? Che la stessa autorità che Gesù ha in cielo Ifisser li l-istess awtorità li Ġesu għandu fis-sema ce l'abbiamo anche noi għandna anka aħna e ce l'abbiamo anche in terra. u għandna anka fid-dinja. Ecco perché lui ci ha dato autorità e dominio Għalhekk il-mulej tagħna l-awtorità u d-dominju in cielo, fis-sema in terra Etta fl-art. e sulle tenebre, u anka għad-lamijiet għandna come l-awtorità. dice Luca Kif 10:19. tgħidilna Luqa 10 29. Nel mio nome Fismi avete l'autorità għandkom l-awtorità di calpestare serpenti e scorpioni li tafġu is-srib e tutta la potenza del nemico u l-qawwa kollha tax-xitan. e nulla vi farà U del xejn ma male. jiġrilkom, amen. Amen. Amen, Mamma mia, alleluia. manca un minuto. Grazie, Gesù. Barò. Grazie. Guarda che per gli evangelisti non è facile, perché l'evangelista chiacchiera, quando chiacchiera l'evangelista chiacchiera. Io prima di fare questo, loro lo sanno, mi sono fatta quasi un'ora di live su TikTok. Mela qabel ma ġejtaw illum huma jafu għamilt TikTok live ta' sija diġà dal-għodu. Io amo, il mio cuore zampilla di amore del Signore. Jiena vera qalbi dejjem tħabba tal-affarijiet E tal-mulej. siamo chiamati per Aħna annunciare għalhekk il ġejna Vangelo. msejħin biex nannunċjaw La il-Vanġelu. buona notizia, la The good buona novella. news, l-aħbar it-tajba tal-mulej. Cristo ha tal-Vanġelu. compiuto Ġesu għamel kollox fuq ogni is-salib. cosa nella nostra Għamel vita, kull ħaġa li aħna nsaqsu. In ogni area. Fil-ħajja tagħna. qualsiasi afflizione hai ora, Kull ħaġa li għamel. lasciala ai piedi della croce Kull ħaġa li qed tiddisturbak issa ħallija fis-saqajn E tal-mulej dichiara. u ddikjara. manca il lavoro? Ti manca il lavoro? M'għandek xogħol? Nel nome di Gesù Cristo io Dichiara fis-sem dichiaro Gesù sulla Cristu, mia jiena vita niddikjara fil-ħajja favore e tiegħi grazia. il-favur u l-grazzja. Padre, io sono tuo figlio, io sono tua Jiena figlia. bintek u ibnek Tu sei il mio papà. u inti l-papa Ho tiegħi. bisogno di te. Għandi bżonnok. Favore e grazia, dammi un lavoro Għalhekk tini xogħol għandi favur che mi fa lavorare di meno, u hekk inkun nista' naħdem inqas mi fa guadagnare di più u nkun nista' naqla iżjed e ho il tempo di crescere nella fede e servirti. u hekk ikolli l-ħin biex nemmen u nservik. Il Signore dice, chiedete Il-mulej jgħid saqsu e vi sarà dato. u se jkollok, Ok? se jtik. Siete carichi con la fede? Għandkom jekk imqanqlin bil-fidi tagħkom, Bene. E allora poi nel pomeriggio għalhekk wara nofsinhar ci sarà il pastore Nicola, se jkun hemm il-pastor altri Nikola predicatori, fil-ħamsa, poi stasera di nuovo io e poi mbagħad fis-seba' ministriamo. tarġaqi, Ma anche per ministrare imma importanti biex nimministraw ricevete solo se avete fede. tirċievu biex tkunu tafu biss dak li intom għandkom il-fidi għalih. Gesù dice, Ġesu jgħid vi sia fatto
intom ikolkom come dak credete, li come è intom la tua tennu. fede. Skont il-fidi tiegħek iseħħu jkun. Tante volte si viene avanti sempre per la stessa cosa Ħafna drabi tiġi qudiemek dejjem l-istess ħaġa e non è fede. u inti ma jkollokx fidi. Se uno ha pregato per te per quella cosa, U jekk xi ħadd talab għalik għal xi credila, ħaġa partikolari, credila, emmina, dichiarala, iddikjara, dichiarala, iddikjara, porta nell'eterno presente tija lil dak li hu etern, ciò che preżenti, nell'eternità è già compiuto. għax l-eternità diġà lesta, Alleniamoci għalhekk kien nitalmu l-aħwa. e soltanto leggendo e ascoltando la parola di U Dio sempliċi, aumenta la Kull ma fede. jkollkom bżonn huwa li ttalmu u taqraw il-kelma talla u bekk ikolkom il-fidi. Dice la fede cresce ascoltando Il-kelma la talla parola di tgħidlek Dio. li l-fidi iżid jekk inti Ok. tismaħħa. Quindi quando c'è il cambiamento, Għalhekk fejn ikun hemm il-bidla? quando non l'hai solo ascoltata, Meta mhux biss smajta, ma l'hai rivelata. imma hija rivelazzjoni għalik. E quando viene la U rivelazione, meta tiġi rivelazzjoni, la puoi ricevere subito tista' tirċivija mill-ewwel o anche vai a casa e gli appunti che hai preso o i jew- versi jew biblici kella tmur id-dar u anke dawk in-notes li inti tkun ħadd, e la mediti. medita fuqhom. Concludo con questo. Uomilhom fil-prattika. Oddio, 2 minuti, chiudiamo. Concludo con questo. Ħan nikkonkludi hawnhekk. Giosuè 1:8. Giosuè 1:8 dice. Giosuè? Giosuè. Cosa hai detto? Giosuè. L-istax accent. Giosuè. Ok, Gesù, No, ho sentito non è Gesù. Giosuè. Ok, va Ah. bene. Giosuè. Gesù abbiamo sentito, sì. Dall'Italia We ha had sentito Tminia, Giosuè. Voi Gesù. Giosuè. Vabbè. Noi siamo dietro. Giosuè 1:8, se lo prendi, no? Giosuè, we had Vuoi Tminia, prendere- right? come lo chiami a voi? Mhux Giosuè? ngħidulu, Giosuè. Joshua. Joshua. Giosuè 1:8 dice: We had Tminia jgħid. questo libro, cioè la Bibbia, Dan il-ktieb jiġifieri l-Bibja. non si diparta mai dalla vostra bocca, Tħalluha il-bot minnkom. ma meditalo giorno e Imma notte medita fuq u kuljum fil-ħodu fil-għaxija e abbi cura di metterlo in u pratica. kun żgur li inti tkun tista' tpoġġiha fil-prattika. Allora U prospererai hemmhekk biss inti tista' e tipprospera allora avrai successo. u hemmhekk biss jista' jkollok suċċess. Amen. 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 Alleluja. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Hallelujah. Mela. Ok. Mela, beloved brothers and sisters, Aw Paolo, tista' tagħmel translation bit-Taljan, inti please? Pablito, Eh? come here, Sihbi, come. Allora, grazie cara sorella evangelista Nausicaa. Ok, I wanna, some of you, allora, come here, brother. Ok, allora, date un grande applauso a questo fratello perché ci aiuta tanto. He helps us a lot. Ok, in inglese lui tradurrà in italiano. Bene, we have some books on faith and I want to Abbiamo- encourage you to invest. Abbiamo dei libri parlando della fede che dobbiamo Vi incoraggio a prendere, vi incoraggio a investire. prendere, di investire. Ok, investu f'daw il-kodba, specialmente voi inglese perché in italiano non abbiamo solamente uno, però il nostro fratello qui scusi, insomma, quando io parlo italiano tu parli inglese, quando io parlo inglese tu parli italiano, quando io parlo italiano tu parli italiano. Cinese, tu. We'd like you to invest in these books, which talk about faith. È tutta colpa della mia moglie. È sempre sua colpa. È sempre la sua colpa. Come Eva. It's always the wife's fault. Just like Eve. It's always the Ok, woman's allora. fault.
Allora, inti bl-Ingliż. Yes. Ok? Mela, abbiamo questo libro in italiano, voi italiani che se non l'avete ancora, vi incoraggio di investire in una copia, ok? We have this book in Italian. We'd like you to invest in these books. And even in English, we have it also in English, l'abbiamo anche in inglese, o anche a Belmalti, ok? Pure in Per maltese. gli inglesi solo adesso, for the English speaking. This is a great book about faith. Word of Faith. I highly encourage you to get this book. We don't have a lot of left, but it really, because there's some really wrong perception about Word of Faith. I may be touching on it by the grace of God tomorrow. Abbiamo pochi libri come questo. Trattasi della fede e non è molto capita la fede. Non la fede non è capita, molti hanno percezione sbagliate sulla parola della fede. Ok? No, translate it. No, forget it. Not everyone has the same perception of faith. What faith is, Amen. what it consists Now, of. for all of you, you like to have nice, quick reads, but they're very powerful. These are in English, italiani, fratelli italiani, se non leggete l'inglese è inutile. Allora, this is a book about faith, spotlight on Job. I encourage you to get it. These are very good teachings. Sono dei buoni insegnamenti. Paul's sono in Revelation. inglese al momento. La rivelazione di Paolo, l'Apostolo Paolo. Se voi leggete inglese, leggeteli questi. Perché questi sono di Kenneth Hagin, per esempio. Questo ministero, in English, questo ministero, noi siamo sotto il ministero internazionale dappertutto nel mondo di Rhema, di Kenneth Hagin, il fondatore. Il Signore mi aveva chiamato di essere sotto di lui in modo soprannaturale, non lo so se avete mai sentito. Ok. Poi Nausicaa ha parlato di questo ieri, poi anche questa mattina. Fede che opera con l'amore. Faith that walks through love. Questo libretto è potente, This is a powerful book. però in inglese, non lo so se si trova in It's only in italiano. English. I don't know if it's In inglese poi in English, Keys to the Supernatural, chiavi